Amici di Directa Sport, siamo a Bosa, benvenuti al Campo Italia. Da qui la voce di Mauro Garau e le imprescindibili immagini di Mattia Toffolon si apprestano a raccontarvi Bosa Castiadas. È la 19ª giornata del campionato di eccellenza regionale. Arriva in questo momento il primo fischio di Bognolo con la mancino in verticale. L'apertura sulla destra per Cavallaro, arriva la sovrapposizione di Silla, la palla in verticale per Fernandez, Piras esce ma non tiene la palla tra le mani. Poi recupera palla il Castiadas con Fernandez che pensa al pallonetto. Tentativo ambizioso del numero 9 del Castiadas. Allora Silla sulla verticale è partito in posizione regolare, Fernandez che aspetta che si riempia l'area di rigore. Fernandez con angolo complicato di tiro, arriva il rimorchio di Caraccio. Salvatore Carboni prova una conclusione complicata anche per un giocatore talentuoso quale è il numero 11 di casa. Parte Mattiello col destro, conclusione solo potente, palla alta. Ora Galantini, si alza ora il pressing del Bosa. Galantini deve rilanciare e regalare palla a Maida che prova il destro. Numero 6 l'apertura per Silla, il cross sul secondo palo. Piras si fa sfuggire il pallone, attenzione che la porta è vuota. Piras recupera la propria posizione, poi Fernandez con il traversone alla destra, palla che termina oltre la linea di fondo. Roberto Carboni, chiuso da Manga, pallone che arriva a Salvatore Carboni, grande palla di prima per Giovanni Pina, ci mette una pezza Diaz, poi va a terra nel contatto con Galantini, calcio di rigore per il Bosa. Fischia Bognolo, parte Carboni, para Galantini che poi neutralizza anche il tap-in di Salvatore Carboni. Allora Angelucci più reattivo sulla seconda palla, ancora da Silla, il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Caraccio. Barriera a 4 per Piras, arriva il fischio arbitrale, uno schema, la palla dentro per Angelucci e viene fermato al momento del tiro, chiedono a gran voce il calcio di rigore. E anche a Malta nel vecchio continente, tanto qua la palla per Fernandez, Piras in due tempi. Pischedda, Oggiano, a campo il 7, prende la fascia centrale Oggiano, punta anche Diaz, Oggiano al limite, poi il piatto destro di Salvatore Carboni con Roberto Carboni che agisce alle spalle di Giovanni Pina. Bella palla, tanto qui proprio per Papasek che incrocia al destro, ha segnato il Castiadas, 60° minuto. Al Campo Italia la sblocca il Castiadas, la sblocca Papasek. Salvatore Carboni a terra, attenzione che si gioca, Fernandez a tu per tu con Piras, prova ad aggirarlo, la porta è vuota, Fernandez perde il tempo per il tiro. Lo scarico all'indietro per Sek, grande giocata sullo stretto di Papasek che cerca il primo palo, trova il primo palo, raddoppia il Castiadas, segna ancora Papasek. Nella propria area di rigore, fatta eccezione per Fernandez, calcio d'angolo sul primo palo, la palla che sbuca, poi libera in qualche maniera il Castiadas, serie di batti e ribatti. Fernandez, poi l'apertura a destra per Silla, Silla tu per tu, incrocia al destro, 3-0 Castiadas, Mbaye Silla all'81esimo chiude in alleggerimento di Diaz che appoggia su Olivieri. E questa l'ultima giocata di Bosa Castiadas, vince la formazione di Cotroneo, punteggio finale di 3-0.